54 secondi e 47, un tempo da record del mondo, quello di Emma Maria Mazzenga, che ha corso i 200 metri indoor, demolendo nella categoria Master 90 il primato di un minuto stabilito 13 anni fa dall'atleta canadese Olga Kolteiko. Nata il 1 agosto 1933, 90 anni compiuti, Emma Maria Mazzenga arriva da 4 mesi di stop per una frattura. Nonostante tutto, con grande volontà, ha ripreso quasi subito a fare movimento, tornando a indossare le scarpette chiodate solo un mese fa. Una passione la sua per l'atletica iniziata ai tempi dell'università. Insegnante di scienze al liceo, 2 figli, la novantenne sprint ha ripreso l'attività agonistica a 53 anni e non si è più fermata, battendo record su record. Ad oggi la velocista padovana detiene 2 primati mondiali, 6 primati europei, 28 migliori prestazioni italiane di categoria. Nella sua carriera master ha vinto 21 titoli mondiali, 50 titoli europei, 113 titoli italiani. Emma, che per non farsi mancare nulla vive in un appartamento al secondo piano senza ascensore, non si fermerà qui e guarda già i prossimi impegni, compresi gli europei di Torun in Polonia.